Ed eccoci qua, caro Filippo, dopo un giro di Turbostar, di zuccherificio, insomma. Filippo, guarda te a mettere un messaggio così. Sono a Padova allo zuccherificio, un macello di Turbostar, un signore ci contatta e ci dice: sei vicino a casa mia, vieni a vedere i miei camion. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo qui in compagnia del signor Angelo. Siamo qua dal signor Angelo che ha visto il mio messaggio, così, messo un messaggio così, mi ha detto: vieni qua a vedere subito i miei camion, che si tratta di due Ford Transcontinental. Ragazzi, guardate, adesso ve lo farò vedere e vi faccio subito un messaggio. Ragazzi, pensateci bene, sapete che il Transcontinental è comunque un camion raro. Certo, lo so che voi volete tutti il trattore, però comunque, ragazzi, anche una motrice, insomma, non si trova più. Per cui qua ci sarebbe questo Transcontinental comunque dotato di documenti, ha i documenti, avrebbe anche le sue targhe, basta solo che qualcuno ci faccia un pensierino. Certo, c'è da accordarsi, c'è qualche bollo da pagare, però insomma, ragazzi, qua si tratta di un Transcontinental, non è un camion qualsiasi. Cioè, in Italia, no, questi camion qua non è che abbiamo solo quello di Beppe. Esatto. Beppe da Aosta. Esatto, ne abbiamo visto solo uno ai raduni, un trattore anche, però esatto, un Transcontinental io non l'ho mai visto, Filippo. Ne abbiamo visto uno a Malta, se ben ti ricordi, ma col muso piantato sul muro. Per cui, ragazzi, adesso il Marvin, insomma, anche questo, anche un altro camion che non ho mai filmato, insomma, arriva qua su questo Transcontinental, che insomma c'è qualche lavoro da fare, perché come vedete i sedili li ha un po' foderati di muschio, però insomma l'importante è che sia comunque dotato, è dotato di tutti i pezzi, ragazzi, e di tutti i documenti. E di tutti i documenti, ripeto, c'è qualche bollo da pagare, perché sapete, la burocrazia bisogna pagarla, però ragazzi, guardate qua, Transcontinental, ragazzi, non spaventatevi, perché basta una pulita, insomma, io credo che due sedili si possano anche trovare, per cui io ve l'ho fatto vedere così. Sono qua un po' in situazione un po' precaria, però ragazzi è un po' così. Filippo, insomma, dopo il zuccherificio, cosa dici? Ci siamo beccati questi due Ford Transcontinental. Eccolo qua, cari amici, guardate. Ripeto, c'è qualche lavoro da fare, non spaventatevi. Vi faccio sempre presente che è un Transcontinental. O andate ai raduni, dice, potete dire: cazzo, sono anche io un Transcontinental. C'è un camion raro, non è che il solito Fiat 682, 690 così. Tutti vi vorranno fotografare i Transcontinental. Esatto, ragazzi, guardate. Guardate qua, questo bellissimo Ford Transcontinental un po' deperito. Certo, insomma, gli anni, lasciarlo qua all'aperto, come abbiamo sempre detto, va a finire così. Comunque qua il signor Angelo sarebbe ben disposto a venderlo, che rimanesse qua in Italia, insomma. Dice, insomma, anche un ricordo, preferirebbe anche lui che rimanesse qua in Italia. Io gli ho detto, magari all'estero qualcuno te lo prende anche, insomma, non disperarti, insomma, qualche acquirente si può trovare, mal che vada, però insomma, se rimanesse qua tra noi, cosa dici, Filippo? Qua in Veneto. Qua in Veneto oppure in Nord Italia, ecco. Ragazzi, guardate, Ford Transcontinental, non so di che anno è, Angelo? 77. Del 77, ragazzi, è qua che vi aspetta. Questo è il primo camion dei due Ford Transcontinental. Adesso volevo vedere, vi facciamo vedere sempre qua sotto i famosi motori, che insomma, motore Cummins o Cummins come si dice. Io faccio, la mia azienda fa le bronzine per la Cummins, eccolo qua, insomma, per cui sul tascone qua c'è il motore, lo vedi? Ecco, andiamo a vedere qua il motore. Un altro motore. C'è un motore di ricambio, ragazzi, c'è anche il motore di ricambio, cosa volete di più? Insomma, fateci un pensierino, non è che... Esatto, ripeto, è un motrice, lo so che vi è scomoda, però ragazzi... io sapete, non chiedo mai quanto vuole, insomma, basta trattare, di sicuro non lo regala, di certo c'è qualche bollo da pagare, ripeto, però insomma, ragazzi, il camion comunque è dotato. Fate voi due conti, c'è qualche traccia di ruggine, ma quella ci sta in tutti i camion vecchi. Guardate qua, cari amici, intanto vi ho documentato il primo Transcontinental e niente, a voi la scelta. Adesso con questo video messaggio cercheremo di aiutare Angelo a trovare, insomma, un appassionato, un acquirente. Ragazzi, con questo vi saluto dal Ford Transcontinental. Anch'io la prima volta che faccio questo filmato a questo camion, per me è una rarità e sono contento. Lo zuccherificio e il Turbostar ci hanno portato fortuna
E questo è solo il primo camion che va documentato. Adesso andiamo a documentare l'altro. Ragazzi, tanto vi saluto, pensateci, appassionati, fate due conti alla mano e vedete voi. Ciao a tutti e a presto, e viva il Ford Transcontinental.